12° giorno di sciopero degli operatori ecologici di Favara. Un'astensione ad oltranza a causa del mancato pagamento delle spettanze. Questa notte la mano criminale dell'uomo ha colpito ancora. Sono stati dati alle fiamme rifiuti, ormai vera e propria discarica abusiva in via Berlinguer, e per ora i vigili del fuoco del distaccamento di Agrigento hanno lavorato per spegnere l'incendio. Una situazione che si aggrava di giorno in giorno. Ieri la prefettura, oggi l'ASP di Agrigento, a sollecitare il sindaco Anno Alba ad adottare misure per contenere eventuali pericoli di salute pubblica. Dai sopralluoghi eseguiti a Favara, scrive in una nota il dottor Vincenzo Spoto del Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Agrigento, è emersa la sussistenza di una grave situazione igienico-sanitaria determinata dall'accumulo di rifiuti solidi urbani nelle pubbliche vie. Il persistere della situazione in presenza di condizioni climatiche estive determina un reale pericolo per la salute pubblica. Si invita pertanto il sindaco a porre in essere ogni iniziativa necessaria atta a rimuovere gli inconvenienti igienico-sanitari. E per domani intanto il sindaco Anna Alba è stato convocato in prefettura. Era stato lo stesso primo cittadino a rivolgersi al prefetto affinché sia valutata l'ipotesi della precettazione. Il prefetto Maria Rita Cocciufa, così come in precedenza la Commissione Nazionale di Garanzia, ha risposto picche e ha così spiegato il perché. Si ribadisce nuovamente che, atteso che l'astensione è dovuta al mancato pagamento delle spettanze retributive ai lavoratori, non sussistono i presupposti per procedere alla richiesta di precettazione, come già chiarito in altre analoghe occasioni. Si invita, prosegue il prefetto, il sindaco in qualità di autorità sanitaria locale ad adottare con immediatezza gli interventi necessari a evitare che il perdurare dei rifiuti nelle strade possa determinare danni alla salute dei cittadini. Intanto alle 19 in piazza Cavour, oggi una manifestazione degli operatori ecologici.